31 ottobre si inaugura oggi la Casa dello Studente, un periodo indubbiamente difficile, però un lavoro che giunge a compimento. Questa struttura è stata pensata nel secondo dopoguerra, quando c'erano molti soldati qui a Vittorio Veneto e anche c'erano molti giovani, e il vescovo del tempo, Monsignor Zaffonato, ha pensato, lui aveva anche una mente lungimirante, ha pensato a una struttura che potesse offrire sia ai giovani delle parrocchie della forania di Vittorio Veneto, sia a questi giovani militari che erano in grande numero, un luogo di accoglienza, un luogo di ritrovo, un luogo anche di elevazione culturale e religiosa. E così, trovando le risorse anche dal Ministero della Difesa, proprio per la presenza dei soldati, e da altre offerte pervenute, hanno costruito questa struttura che è stata utilizzata moltissimo, tant'è vero che era diventata una realtà conosciuta, apprezzata, amata da tutti i vittoriesi. Ecco, per farla breve, un po' alla volta gli scopi iniziali sono venuti un po' meno, e sia per il motivo di una decadenza strutturale, ma specialmente per il venir meno un po' di quegli scopi iniziali, è stata chiusa. Io, quando sono venuto qui nel 2008, l'ho trovata esattamente chiusa, e subito mi avevano proposto, ricordo, il signor Aldo Toffoli, che aveva dei progetti di ristrutturare l'auditorium, però noi non avevamo assolutamente risorse per farlo. Successivamente, per altre 2 volte, ci è venuta la proposta di vendere la struttura all'ULSS, che aveva dei progetti. Non se n'è fatto nulla. Adesso, da alcuni anni, è nata la Fondazione Caritas, che è la realtà che giuridicamente e operativamente opera a partire dalla Caritas diocesana, ma ha anche una sua configurazione autonoma, e ha pensato di poterla utilizzare, grazie per molti aspetti ai fondi dell'8 per 1000 e altre offerte che erano pervenute, per farla diventare un luogo di aiuto a varie realtà, a partire dalle persone che hanno perso il lavoro, per poterle riqualificare e rimettere nell'ambito lavorativo, sia per offrire a varie altre realtà, per esempio la San Vincenzo, un luogo di accoglienza e di servizio, sia per proporre anche altre realtà innovative e altre proposte innovative, come per esempio quella di un ostello per chi dovesse passare per Vittorio Veneto per motivi turistici e desiderasse trovare un ambiente economico senza grandi pretese di ospitalità. Ecco, io ho appoggiato immediatamente questa proposta, vedendola in linea coerente con gli scopi con cui era stata costruita, anche se certamente cambiati nella modalità concreta a motivo del cambiamento dei tempi, e pian pianino la cosa si è realizzata. Devo ringraziare Don Roberto Camilotti, in modo tutto particolare, direttore della Caritas diocesana, per averne avuto l'idea, per averne saggiato la fattibilità, per averne portato a compimento la realizzazione, certamente con l'aiuto di molti collaboratori, che nessuno dei quali va dimenticato, però bisogna dire che si è trattato di un recupero, di un rilancio, speriamo che continui e che produca quei frutti, veramente apprezzabile, ammirevole, un segno, una realtà, è un segno, una realtà, perché è già qualcosa che è attuato e si presenta come luogo concreto
di aiuto e di solidarietà, ma anche un segno per la Chiesa, per come vanno usate le nostre strutture, e un segno anche per la società, perché indubbiamente nessuno può rimanere indifferente a una realtà così, che obbedisce a una logica di servizio, di ricerca del bene comune, di attenzione ai più bisognosi. Credo che sia un segno proprio per tutti, per la Chiesa e per la società. Il coronamento di anni di lavoro. Oggi si inaugura questa struttura. Qual è la soddisfazione e quali le sfide ora per il futuro? La soddisfazione non piccola è di aver ridato alla diocesi, alla città di Viterbo Veneto, una realtà preziosa qual era la Casa dello Studente, e la storia lo dice con chiarezza, per cui senza falsa modestia mi sento contentissimo di restituire una realtà che ha corso il rischio di essere smantellata, persa e perduta. E perdendo questa realtà si perdeva una fetta di storia non indifferente della nostra diocesi e della nostra città. Questo per quanto riguarda il grazie del passato. Il futuro è una sfida non piccola, innanzitutto perché i soggetti agenti di questa casa sono diversi, anche se la finalità è uguale per tutti, ed è quella di essere un luogo in cui poter dare dignità, anche attraverso soprattutto l'introduzione del lavoro, alle persone meno facilitate in questo. La sfida è proprio riguardo il futuro, riguarda la collaborazione con il territorio, l'inventiva di creare realtà nuove e anche l'aspetto economico, la sostenibilità economica. Ecco, voi avete aperto, ci sono anche delle mostre, ospitate delle mostre proprio in questi giorni, e poi nei prossimi mesi appunto come andrà? Questo aspetto non esprime solo la mia particolare personale sensibilità, ma esprime anche una vocazione di Caritas che, come riferiva prima il Vescovo, ha una vocazione pedagogica. Le mostre, gli eventi sono dentro questo respiro di proporre una cultura in cui l'uomo è al centro, la persona è al centro, e in modo particolare anche sono al centro quei processi che portano a far crescere, a mettere in piedi le persone magari curvate da tanti pesi, da tante fatiche. Le mostre continueranno per tutto l'anno praticamente, abbiamo in serbo alcuni momenti già pubblicizzati, e prossimamente il Giovanni Bette esporrà le sue opere legate proprio al tema della carità. Successivamente stiamo creando la possibilità di fare una grande mostra su delle opere legate alla Passione del Signore Gesù, realizzate dal pittore, dall'artista Loreto Martina di Mareno. E poi è Mara Cattai che seguirà questo aspetto soprattutto, vorremmo proporre dei momenti in cui il vedere accende la fantasia e la fantasia porta a realizzare nuovi posti di lavoro, perché quello che ci interessa è soprattutto questo.